Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Da oggi il Friuli Venezia Giulia passa in zona bianca. La regione non si trovava nella fascia di minor rischio collegato al Covid-19 dallo scorso novembre. In autunno, a causa dell'aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni, la regione era stata la prima in Italia ad abbandonare la zona bianca e a passare in area gialla, fascia in cui era rimasta dal 29 novembre fino al 24 gennaio, quando a causa dell'acuirsi dei contagi era passata in zona arancione, quindi con maggiori limitazioni, in particolare per coloro che non erano vaccinati o non erano guariti dal Covid. Il 28 febbraio, con il miglioramento dei parametri collegati alla pandemia, il Friuli Venezia Giulia era passato in zona gialla. Da oggi, dopo un ulteriore calo dei ricoveri, la regione torna in zona bianca. La decisione è stata assunta dal Ministero della Salute in base ai dati della pandemia elaborati dalla cabina di regia. La zona bianca e l'imminente fine dello stato di emergenza non devono spingere ad abbassare la guardia. Ad affermarlo sono due professionisti della sanità in prima linea nella battaglia al Covid. Sono intervenuti al convegno organizzato a Codroipo per la giornata del malato. Si è parlato anche di sclerosi tuberosa. Il 31 marzo finisce l'emergenza sanitaria, ma il virus non scompare. Questa è una decisione politica e il Covid certo non ne tiene conto. Insomma, vietato abbassare la guardia. Lo hanno detto la professoressa Tiziana Bove, direttrice della clinica di anestesia e rianimazione di ASUFC, e il dottor Massimo Crapis, responsabile delle malattie infettive di ASFO, intervenendo a Codroipo al convegno organizzato in occasione della giornata del malato. Una parte dell'incontro, ospitato in municipio, è stata dedicata al Covid a 2 anni dall'inizio della pandemia. I professionisti hanno evidenziato, tra l'altro, l'efficacia e la sicurezza dei vaccini. Altro focus del convegno è stato sulla sclerosi tuberosa, malattia genetica rara caratterizzata principalmente dallo sviluppo di numerosi tumori benigni in organi differenti, che ha un'incidenza di un caso ogni 10.000 nati. Il professor Maurizio Scarpa, responsabile del Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare, ha riferito che in Friuli Venezia Giulia, in base ai dati ufficiali, sono 22 le persone che risultano affette da questa patologia, aggiungendo però di ritenere che questo sia un numero sottostimato. Si è poi messo a disposizione delle famiglie dei malati, rappresentate a Codroipo da Paola Viol, mamma di un giovane che soffre della patologia. L'incontro, organizzato da Angelo Macorra dell'Associazione Diritti del Malato, è stato sostenuto dal Comune e dalla parrocchia di Codroipo e dall'ASP Daniele Moro. Il sindaco Fabio Marchetti, nel fare gli onori di casa, ha ricordato come sia stato l'alpino camminatore Elio Brusamento a chiedere anche nel suo Friuli attenzione per la sclerosi tuberosa, rispetto alla quale ha sensibilizzato tante amministrazioni comunali in tutta Italia. Siamo alla cronaca. Oltre una settimana dall'incidente è morta Ilaria Candido, la trentenne che era stata investita mentre attraversava la strada a piedi ad Azzano Decimo il 4 marzo. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi. Non ce l'ha fatta Ilaria Candido, la trentenne che venerdì 4 marzo era stata investita da Azzano Decimo mentre attraversava la strada. È morta domenica nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine. Troppo gravi le conseguenze riportate nell'impatto, quando un furgone aziendale l'aveva travolta in Viale Rimembranze, a pochi passi dal supermercato Despar, dove lavorava da più di 10 anni. L'uomo alla guida, illeso ma sotto shock, si è subito fermato per soccorrerla. La giovane era stata quindi portata con l'elicottero del 118 a Udine, ma le sue condizioni erano apparse subito serie. I medici, dopo un intervento chirurgico, hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma senza successo. Ilaria, che avrebbe compiuto 31 anni tra pochi giorni, lascia i genitori e una sorella che vivono a poca distanza dal luogo dell'incidente. Ad occuparsi dei rilievi era stata la polizia locale di Azzano Decimo. La notizia è stata accolta con molta tristezza dalla comunità azzanese, dal titolare del Despar e dai colleghi di Ilaria. La famiglia ha consentito l'espianto degli organi che serviranno a salvare altre vite. Nuova udienza questa mattina alla Corte d'Assise di Trieste del processo a carico di Alejandro Augusto Stefan Meran, il cittadino dominicano accusato di aver ucciso i 2 agenti Matteo De Meneco e Pierluigi Rotta durante una sparatoria avvenuta in questura a Trieste il 4 ottobre 2019. Al centro del dibattito gli esiti della perizia psichiatrica svolta su Meran disposta dalla Corte d'Assise. All'esterno del tribunale alcuni rappresentanti di sindacati di polizia come FSP e ADP hanno organizzato un presidio
femminicidio. Piena fiducia nell'apparato della giustizia, precisa il segretario generale provinciale di Trieste Alessio Edoardo, ma abbiamo perplessità per la seconda perizia che giunge distante dagli eventi e senza mancare di rispetto alla professionalità di chi l'ha stilata ci infonde sconforto, anche perché l'analisi dei fatti era stata oggetto di verifica psichiatrica dal GIP, la quale aveva dato altri risultati. Andiamo a Udine, al via i lavori di sistemazione di Piazzetta Marconi che si protrarranno fino ad agosto. Questa mattina i camion hanno trasportato i materiali necessari ad approntare il cantiere. Partiti a Udine i lavori di sistemazione di Piazzetta Marconi e via Paolo Sarpi. Questa mattina sono arrivati i camion che hanno trasportato i materiali necessari ad avviare il cantiere, che rimarrà aperto fino a metà agosto, a meno che durante gli scavi non vengano ritrovati reperti storici come è accaduto in via Mercato Vecchio. Con oggi iniziano i lavori per il rifacimento dell'intera piazza divisa in 2 lotti per poter far transitare le auto per Vicolo Sottomonte, che sono tutti i passi carai, e il secondo lotto sarà quello invece di via Paolo Sarpi. Perché 2 lotti? L'ho detto, perché vengono fatti in 2 modi diversi, perché questa è piazza, quindi verrà fatta la pietra presentina lungo il tratto fino alla famosa pietra che delimitava il vecchio palazzo, che è stato abbattuto quando è stato fatto passare il tram, e poi c'è invece il porfido che unisce il tutto con via Mercato Vecchio per dare continuità architettonica e per rendere più bella la città di Udine. Questo è un lavoro che abbiamo voluto farlo proprio per completare anche il rifacimento della biblioteca e anche il rifacimento della salita dal castello da parte della biblioteca con il completamento di via Mercato Vecchio. Il costo complessivo, il quadro economico è di 800.000 euro, che tiene conto delle progettazioni e quant'altro. I lavori sono sui 560.000 euro. Festa ieri nelle parrocchie di Caporiacco, Colloredo di Montalbano, Lauzzana, Trepogrande e Vendoglio per l'arrivo del nuovo sacerdote Don Artur Kotovic. La celebrazione per l'inizio del nuovo ministero pastorale è stata celebrata dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Mazzoccato. Vivi ciò che annunci, sono le parole che l'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, ha rivolto al nuovo parroco di Caporiacco, Colloredo di Monte Albano, Lauzzana, Trepogrande e Vendoglio, Don Artur Kotovic, durante la celebrazione eucaristica per l'inizio del suo ministero pastorale. La comunità si è ritrovata nella chiesa di Vendoglio per accogliere il nuovo parroco, nato in Polonia nel 1978 e che fin da piccolo vive in Italia. Proviene dall'arcidiocesi di Firenze e ha chiesto di essere trasferito in quella di Udine per essere più vicino al suo paese d'origine. Durante la cerimonia è stato letto il decreto arcivescovile di nomina e Monsignor Mazzoccato ha consegnato al nuovo parroco il libro dei Vangeli. Don Artur ha quindi rinnovato gli impegni assunti al momento dell'ordinazione e la celebrazione si è conclusa con la sua professione di fede. Monsignor Mazzoccato ha ringraziato per il servizio svolto nella comunità Don Daniele Calligaris, ora Monsignore, chiamato a svolgere il suo servizio nella parrocchia di Fagagna, Ciconico e Villalta. Don Artur sarà affiancato dal collaboratore Don Paolo Greatti, che continuerà a svolgere anche il suo servizio di vicerettore del seminario interdiocesano di Castellerio, dove, ha ricordato l'arcivescovo di Udine, attualmente si sta formando una quarantina di futuri sacerdoti. E per gli spettacoli un ensemble elegante con melodie delicate e atmosfere coinvolgenti hanno portato l'ascoltatore a riconoscere il lato femminile del tango. È andato in scena al Palamostre di Udine. Las Maripositas, titolo del concerto di turno al Teatro Palamostre per la stagione che celebra i 100 anni di storia degli Amici della Musica di Udine, associazione fra le più longeve e promotrice di concerti, progetti ed incontri atti a diffondere la musica classica in tutte le sue forme. Appuntamento un po' inconsueto per l'associazione, quello con il tango, ma che comunque evoca un genere e un ballo del periodo 1880-1920 denominato della Vecchia Guardia, con un ensemble nata a Roma nel 2011 dall'incontro fra Fabiana Avoli al pianoforte e Monica Teneva al flauto, poi cresciuta negli anni sino a diventare quartetto elegante di forte impatto, che seduce con melodie delicate ed atmosfere coinvolgenti, ritmi incalzanti e momenti di ironia, portando l'ascoltatore a riconoscere inequivocabilmente il lato femminile del tango. Nel suo vasto repertorio si possono apprezzare esempi di tango tradizionale e tango canción, passando per il tango moderno fino a qualche perla di
autrici contemporanee. Ne consegue la ricercatezza timbrica ed espressiva che hanno determinato il suo successo affermandosi in Italia e all'estero. Un concerto per la pace, per dire no alla guerra attraverso l'arte, la bellezza della musica e per raccogliere fondi destinati a sostenere le necessità più urgenti della popolazione ucraina, le cui sofferenze sono davanti agli occhi di tutto il mondo. Venerdì 25 marzo alle 20:45 sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la FFG Orchestra, diretta dal maestro Paolo Paroni, si esibirà in un concerto benefico, il cui intero ricavato sarà devoluto a sostegno della popolazione ucraina. Sport 1-1 ieri nella sfida di Serie A tra Udinese e Roma, con i bianconeri acciuffati all'ultimo secondo da un rigore segnato da Pellegrini e contestato dalla società friulana. Mister Cioffi però non ha nulla da recriminare sui suoi ragazzi, ascoltiamolo. Vi dico la verità, non ci sono rimpianti, rimpianti ci devono essere quando manca un pezzettino del puzzle. Qui al puzzle non è mancato niente, perché gli ultimi 2 minuti o la decisione, quella che è, non dipende da noi, perché non so cosa posso dire ai ragazzi, far meglio, sì, forse di tenere la linea difensiva 5 metri più alta, ma quindi va bene così, paradossalmente va bene così. Ma più che un pizzico di cinismo ci è mancato qualche centimetro, perché Makengo attraversa, batte sulla schiena, palo, esce, ci non si è mai visto. Samardzic davanti alla porta, la prende non so che cosa, col tacchetto l'ha presa. Non ci è mancato niente, perché se no si rincorre sempre cosa si poteva fare di più, non c'era niente da fare di più. Bisogna accettare che calcio è questo, che qualche volta palo dentro, palo fuori, è stata palo dentro. Lui, Soppi, Udoge, Molina, Samardzic, poi se mi dimentico qualcuno mi perdoni, ma Perez, margini esponenziali, ma come lo stesso Becao, tutti, perché li considero veramente tutti titolari e loro si devono considerare titolari, con margini di miglioramento. Anche il 33enne deve avere l'idea di aver margini di miglioramento. E io ho visto questo oggi, ho visto una squadra che non si è inchinata alla Roma, ma che l'ha voluta con umiltà e con idee chiare fronteggiare viso a viso, e gli è mancato un pelo. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.